Mestre, la polizia ha arrestato un 21enne che da tempo perpetrava ogni tipo di vessazione, minaccia e violenza nei confronti delle persone a lui vicine. Un ammonimento era già stato emesso dal questore per diversi episodi di violenza fisica verso i familiari. Il 30 agosto scorso, al culmine di una lite con la giovane ex fidanzata, il ragazzo si è scagliato contro il padre di lei che si era frapposto per difenderla e, aggredito a calci e pugni, era stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo e dimesso con più di 40 giorni di prognosi. Sandona di Piave, il volto nascosto da un passamontagna, in mano delle armi, forse giocattolo, ma sicuramente in grado di spaventare. Sono entrati in azione in due, in pieno pomeriggio, in un supermercato di Via del Centenario. La coppia di malviventi ha rapinato due casse, fuggendo con un bottino quantificato attorno ai 600 euro. Ad attenderli in parcheggio un'auto rubata usata per la fuga e ritrovata dai carabinieri a qualche chilometro di distanza. Cortina d'Ampezzo, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è intervenuto per un'escursionista arruzzolata in una scarpata mentre si trovava sul percorso che collega il rifugio Scoiattoli al Cinque Torri. Dopo che il personale medico dell'equipaggio le ha prestato le prime cure, la donna di 53 anni di Venezia è stata recuperata con un verricello di 10 metri e trasportata all'ospedale di Belluno con un probabile politrauma. Jesolo, multati e denunciati per aver organizzato senza autorizzazione una festa in riva al Sile. Domenica la polizia locale ha posto fine ad una festa privata alla quale stavano partecipando 200 persone circa. Gli agenti sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Nel corso dei controlli sono anche stati trovati 15 grammi di marijuana, probabilmente abbandonata alla vista delle forze dell'ordine. Chirignago, obbligo di dimora nel suo comune di residenza in provincia di Padova e soprattutto divieto di contattare l'anziana che assisteva da più di un anno e il provvedimento disposto nei confronti di una badante romena di 40 anni accusata di maltrattamenti e minacce nei confronti di una novantenne. A presentare denuncia alla polizia la figlia dell'anziana. Dopo i primi sospetti aveva ingaggiato un investigatore privato per fare luce sulla vicenda.